Salve a tutti, vediamo ora di capire perché non utilizziamo mai una formula per le equazioni di terzo grado. Allora, essenzialmente il motivo è che ci troviamo espressioni di questo tipo, radice cubica di un numero complesso. Però andiamo con ordine. Diciamo che intanto ci costruiamo un'equazione di terzo grado con le soluzioni che vogliamo noi, ad esempio 1 meno 1 meno 2. Devo calcolare x meno la prima, per x meno la seconda, per x meno la terza soluzione. Faccio tutte queste moltiplicazioni, trovo questo polinomio e allora la mia equazione sarà questo polinomio uguale a 0. X alla terza più 2x al quadrato meno x meno 2 uguale a 0. E questi saranno i coefficienti a, b e c. Perché scrivo l'equazione generica di terzo grado come x alla terza più ax al quadrato più bx più c uguale a 0. Allora qualcuno può dire, è vero che qua il coefficiente x alla terza è per forza 1 e non è detto. Allora, se non fosse 1, noi potremmo dividere l'equazione con quel coefficiente x alla terza e troviamo un'equazione di questa forma. Eventualmente a, b e c diventeranno frazioni, ma pazienza, utilizzeremo frazioni nel calcolare. Allora, adesso come si risolve l'equazione di terzo grado? Si fanno anche i passi intermedi. Allora si calcolano queste quantità P e Q secondo queste formule. Poi, una volta calcolati P e Q, li utilizziamo per calcolarci alfa e beta. Come vedete qui l'espressione, allora alfa e beta l'unica differenza che hanno è che qui ho un più e qui ho un meno. Vabbè, ci calcoliamo anche alfa e beta. Poi c'è da considerare questa quantità epsilon meno un mezzo più i radice di 3 mezzi. Ma cos'è in pratica questo epsilon? È la radice cubica di 1 complessa. Epsilon al cubo mi dà proprio 1. Anche epsilon al quadrato lo è. Vabbè, comunque facendo il quadrato di questo epsilon, se vi fate i calcoli, viene fuori meno un mezzo meno i radice di 3 mezzi. Anche qui ho fatto il valore approssimato. Ok, e adesso finalmente le tre soluzioni dell'equazione iniziale sono alfa più beta meno a terzi. A è questo coefficiente x2, epsilon alfa più epsilon al quadrato beta meno a terzi. E x3 epsilon al quadrato alfa più epsilon beta meno a terzi. Ecco le tre soluzioni. Applichiamo questo metodo a questa equazione. Allora, ci calcoliamo P e Q in base ai coefficienti. Adesso qui non vi faccio tutti i calcoli, cioè ve li potete guardare qui o rifare. Comunque, vabbè, mettiamo dentro i valori e troviamo i valori di P e Q, meno 7 terzi e meno 20 ventisettesimi. Poi ci possiamo calcolare alfa, sempre in base a questi P e Q abbiamo calcolato. Anche qua sono tutti i passaggi. Faccio notare che a un certo punto qui trovo sotto radice quadrata un numero negativo e allora come soluzione abbiamo un numero immaginario. Qui abbiamo i e qua vabbè radice di un terzo, 1 su radice di 3, che poi vado a razionalizzare e trovo come alfa radice cubica di 10 ventisettesimi più i radice di 3 terzi e beta cambia solo questo più, diventa un meno, radice cubica di 10 ventisettesimi meno i radice di 3 terzi. Quando adesso trovati alfa e beta siamo vicini alla soluzione, ovvero dovremmo esserlo. Il problema è proprio calcolare queste radici cubiche di numeri complessi. Allora uno potrebbe pensare di procedere in modo algebrico. La radice cubica di questo è un numero complesso a più ib e che se io lo levo alla terza dovrei trovare questo che sta sotto la radice cubica. Se io svolgo questo cubo in un binomio, qua vado a separare parte reale e questa è parte immaginaria è questa. Allora questa a alla terza meno 3ab al quadrato sarebbe uguale a 10 ventisettesimi e 3 al quadrato b meno b alla terza sarebbe uguale a radice di 3 terzi. Ma avrei da risolvere un sistema di due equazioni, entrambe di terzo grado. Sarebbe un sistema di nono grado. Proprio se anche fossi fortunato, cioè come minimo dovrei risolvere un'equazione di terzo grado per riuscire a risolverlo e quindi ritornando al problema di partenza, così non va. Si può utilizzare invece un metodo trigonometrico per calcolare queste radici cubiche, però anche qua adesso vediamo purtroppo troveremo valori approssimati. Vabbè, comunque andiamo con ordine. No, questo numero sotto la radice cubica 10 ventisettesimi più i radice di 3 terzi lo chiamo z1 e alfa che cercavo sarà la radice cubica di z1. Ok, qui posso rappresentare il numero complesso a più ib
qua è parte reale, parte immaginaria, qui ho questo angolo φ e questa lunghezza è il modulo del numero complesso, o valore assoluto del numero complesso. Boh, calcoliamoci proprio questo valore assoluto. Radice di parte reale al quadrato più parte immaginaria al quadrato. E per z2 l'unica cosa che cambia è che qui ho un più, qua un meno, e quindi facendo il modulo viene fuori uguale, perché la parte immaginaria ha il segno opposto, ma tanto mettendo il quadrato viene fuori uguale. Vabbè, qua si fa il calcolo e trovo 7 radici 7 27esimi, ma il modulo di z2 sarà uguale. Allora adesso possiamo scrivere, vedendo questo triangolo rettangolo, quanto valgono seno e coseno di questo angolo. Allora, sì, boh, il seno è lato opposto, cateto opposto fratto ipotenusa, questo cateto vale proprio b, la parte immaginaria radice 3 terzi fratto, l'ipotenusa è proprio il modulo che abbiamo calcolato prima. Per il coseno cosa cambia? Che il lato adiacente fratto ipotenusa, quindi è la parte reale fratto il modulo, 10 27esimi. Anche qua, vabbè, tutte queste espressioni vado a semplificarle, comunque trovo questo. E qua come angolo trovo un valore approssimato, cioè, boh, per z2 qua l'angolo φ2 cosa cambia? Soltanto che qui ho un meno, perché solo che cambia la parte immaginaria il segno opposto, quindi qua nel seno viene il valore opposto, e trovo come angolo, qua era 57,32 gradi, qui meno 57,32 gradi. Perché mi serviva questo angolo? Per scrivere z1 e z2 in questa forma, che è il modulo per coseno di questo angolo più i seno di questo angolo. Z2 stessa cosa, solo che l'angolo è meno 57,32 gradi. Ma perché volevo scrivere in questa forma z1 e z2? Perché così è facile fare la radice cubica, che è proprio alfa. Alfa qual è? La radice alfa, che quindi è la radice cubica di z1, come si calcola? Si fa la radice cubica del modulo e poi si moltiplica con coseno di questo angolo diviso 3, e quindi diventa 19,11 gradi, più il seno di questo angolo diviso 3. E vabbè, e qua calcolo tutti questi valori approssimati, questo modulo e quanto valgono questi seno e coseno, e ho trovato un valore approssimato di alfa, 0,83 più i per 0,29. Per beta cambia solo il segno qua, perché l'unica cosa che cambia è che qua ho coseno e seno di angoli negativi, ma il coseno rimane uguale e il seno diventa di un angolo negativo è negativo. Allora uno potrebbe dire, ma non è che riuscivamo a calcolare i valori esatti, perché alla fin fine cosa ci interessava qua? Calcolare seno e coseno del terzo di un angolo, che noi conoscevamo quanto era il seno di quell'angolo e il coseno, ci interessava un terzo. Però se voi andate a vedere, per risolvere quanto sono il seno e coseno di un terzo di un angolo, di nuovo bisogna andare a risolvere le equazioni di terzo grado, quindi di nuovo si ritornerebbe al problema iniziale se non vogliamo fare le approssimazioni. Tra l'altro questo si collega al problema degli antichi greci, che con riga e compasso cercavano di disegnare il terzo di un angolo dato e non riuscivano a risolverlo, ma non riuscivano a risolverlo proprio perché non si può farlo solo con riga e compasso. Boh, è legato a tutta questa cosa. Va bene, e quindi ho trovato i valori approssimati di alfa e beta. Finalmente posso calcolarmi x1, alfa più beta meno a terzi a quanto vale? 2. Allora meno 2 terzi, che qua vado ad approssimarlo con meno 0,67, che tanto sono tutti i valori approssimati, le parti immaginarie vanno via, faccio qua il calcolo e trovo 0,99, che chiaramente corrisponderà a questo 1. Adesso mi calcolo x2, devo mettere il valore approssimato di epsilon per alfa, valore approssimato, più epsilon al quadrato per beta, poi ancora meno a terzi, meno 0,67. Devo fare tutte queste moltiplicazioni e considerare anche le varie potenze di i. E quindi faccio tutto il calcolo, boh, le parti immaginarie vanno tutte via e trovo qua come valore approssimato meno 2,01, boh, che chiaramente corrisponderà a questo meno 2. Per x3 faccio una cosa simile e trovo meno 1,01, che chiaramente corrisponderà a questo meno 1,
e quindi abbiamo trovato le 3 soluzioni, ma come vedete è molto lungo fare questo procedimento e anche bisogna conoscere i numeri complessi. E a parte quello, qui avevamo 3 soluzioni intere dell'equazione e qui vabbè, era abbastanza chiaro a cosa corrispondono questi valori approssimati decimali, però se proprio le mie soluzioni non fossero stati numeri interi, qua quando troviamo numeri decimali approssimati, magari in generale non è tanto chiaro capire a quali valori esatti corrispondono, non è facile sempre. E allora, insomma, per via di questi motivi non si usa questa equazione di terzo grado, almeno a scuola. Allora, esiste una formula per le equazioni di quarto grado anche, che è ancora più complicata. Dal quinto grado in poi, in un certo senso, non esiste proprio. Cioè, in che senso? Hanno dimostrato che per una generica equazione di quinto grado non può esistere una formula che abbia nella sua soluzione soltanto le 4 operazioni elementari, elevare a potenza e fare radici. Quindi se esistesse una formula sarebbe più complicata di così. Questo l'hanno dimostrato. Ok, va bene. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.